Buonasera, vi invito ad alzarvi in piedi in questo momento. Non so se hai già salutato la persona vicino a te, ma anche se l'hai già fatto, approfitta di questo momento per dargli un abbraccio, per dargli un segno di pace, una parola di benedizione. Prima ho cercato di dare pace a tutti quanti, così mi scaldavo la mano finché vi davo pace, avevo le mani congelate. E anche questa è una strategia, date la pace e vi scalderete. Amen. Credo che questa sera Dio abbia preparato qualcosa di meraviglioso, di miracoloso, di sovrannaturale per molti di noi. Quindi io ti invito in questo momento a chiudere i tuoi occhi e cominciare a parlare con il tuo papà del cielo, affinché lui possa presentarsi a te questa sera, affinché lui non solo si presenti, ma che possa anche parlare con te. E non solo parlare con te, ma che le sue parole possano causare una trasformazione in te. E oltre alla trasformazione, che le sue parole possano causare una benedizione della tua vita e della tua casa. Cominciamo a invocare il nome del Signore in questo momento, a clamare il suo nome affinché Lui si presenti in mezzo a noi questa sera. Padre, nel nome di Gesù siamo qua alla tua presenza, Signore, siamo qua come uno in Cristo per lodarti, Signore, per esaltarti, per darti ogni onore, ogni lode, tutto ciò che tu meriti, la nostra migliore adorazione. Ricevi, Signore, tutto quello che abbiamo da darti e ancora di più, Padre. Brucia dentro di noi con il tuo fuoco questa sera, affinché possa salire a te un profumo di odore soave attraverso il nostro sacrificio vivo e santo. Padre, ti chiediamo che tu possa presentarti a noi in questa serata, che tu possa riempire questa casa, che la tua presenza, la tua gloria possano essere palpabili, che possiamo vederti, che possiamo sentirti, che possiamo respirare il profumo della tua presenza, Signore. Scendi in mezzo a noi questa sera, che possa essere una serata di trasformazione, di cambiamento, di benedizione, una serata in cui la tua grazia sia sovrana in questo luogo. Nel nome di Gesù, per questo noi ti preghiamo e ti benediciamo. Amen e amen. So che presto cadrà. Sì, sente un rumore, è il suono della mia liberazione. La Chiesa è il suono della mia liberazione. Stanno cadendo le mura di una vittoria ci dà. Stanno cadendo le mura, Chiesa, le mura. Adesso sono meravigliato dell'opera che Dio ha fatto. Qui con le mani alzate, testimonio della mia liberazione. Testimonio della mia liberazione. Stanno cadendo le mura di una vittoria ci dà. Stanno cadendo le mura di Gerico, le mura di Gerico. Stanno cadendo le mura di una vittoria ci dà. Stanno cadendo di Gerico, le mura di Gerico.
dei figli di Dio. Stanno cadendo le mura. Dio la vittoria ci dà. Dio la vittoria ci dà. Stanno cadendo le mura di Gerico, le mura di Gerico. Stanno cadendo le mura, oh, più la vittoria ci dà. Stanno cadendo le mura di Gerico, le mura di Gerico. Puoi cantare insieme a me? Posso ascoltare il suono dei figli di Dio. Alleluia! Posso ascoltare il suono dei figli di Dio. Alleluia! Posso ascoltare il suono dei figli di Dio. Siamo liberi, alleluia, siamo liberi. Posso ascoltare il suono dei figli di Dio. Siamo liberi, alleluia, siamo liberi. Posso ascoltare il suono dei figli di Dio. Siamo liberi, alleluia. Stanno cadendo le mura, Dio la vittoria ci dà. Stanno cadendo le mura di Gerico, le mura di Gerico. Stanno cadendo le mura, Dio la vittoria ci dà. Stanno cadendo le mura di Gerico, le mura di Gerico. Stanno cadendo, stanno cadendo, stanno cadendo in nome di Gesù. Stanno cadendo, tutte le murali stanno cadendo per terra oggi in nome di Gesù. Alleluia. Alleluia, nel nome di Gesù, ogni muralha cadrà per terra, nel nome di Gesù, perché noi vogliamo dichiarare questa sera che Yahweh è qui, Jireh è qui, e se noi lo chiamiamo Lui si manifesterà. Tu sei pronto per chiamare Gesù? Tu sei pronto per fare con che la manifestazione della gloria di Dio si realizzi in questo luogo? Adoriamo insieme il Signore. Tua gloria in mezzo a noi, grandi cose stanno arrivando, si inizia il soprannaturale, si sente la tua gloria. Grandi cose stanno arrivando.
Si sente la tua gloria in mezzo a noi. Grandi cose stanno arrivando. Inizia il soprannaturale. Nel nome di Gesù. Si sente la tua gloria in mezzo a noi. Grandi cose stanno arrivando. Inizia il soprannaturale. Si manifesterà, se lo cerchi, lui si manifesterà. Vicari! Se lo adori, Se lo chiami, lui si manifesterà. Se lo cerchi, lui si manifesterà. se lo adori, lui si manifesterà. Se lo chiami, manifesterà, se lo cerchi, si manifesterà. se lo adori, lui si manifesterà. Se lo chiami, lui si manifesterà. Se lo cerchi, lui si manifesterà. Se lo adori, lui si manifesterà. Se lo chiami, se lo cerchi, Si manifesterà. Shire, si manifesterà, Rafa si manifesterà, si manifesterà. Yahweh si manifesterà. Shire si manifesterà. Rafa si manifesterà. Si manifesterà. Tu puoi dichiarare Yahweh, Shire si manifesterà. Rafa si manifesterà. Ancora! Yahweh si manifesterà. Shire si manifesterà. Rafa si manifesterà. Si manifesterà. Yahweh si manifesterà. Shire si manifesterà. Rafa si manifesterà. Si manifesterà. Elohim Shaddai Jireh, Adonai si manifesterà. la Chiesa insieme. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai
si manifesterà. Dichiara ancora, ancora, ancora. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, si manifesterà. Alleluia. Manifesterà. Sua presença. Spirito Santo, noi siamo qui per dichiarare che sei tu, Gesù. È per te che noi siamo qui, che noi stiamo spendendo la nostra vita, i nostri giorni. Tu sei il Signore della nostra vita, Gesù. Spirito Santo, sto preparando un cammino, sto preparando un cammino, raddrizzando le mie vie, sempre più diminuendo, sempre più diminuendo, perché importa che lui creda. Dall'inizio sto preparando un cammino, raddrizzando le mie vie, dichiara sto diminuendo, perché importa che lui cresca, perché importa che lui cresca. In lui il mio piacere sta, non sono degno di slacciare i calzari suoi. In lui la mia vita sta e io cammino con la certezza che Gesù verrà. È Cristo, per Cristo che io sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria. Signore dei miei giorni, dichiara sto preparando un cammino, raddrizzando le mie vie, sempre più diminuendo, perché importa che lui cresca. In lui il mio piacere sta, non sono degno di slacciare i calzari suoi. In lui la mia vita sta e io cammino con la certezza che Gesù verrà. È Cristo, per Cristo che io sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria. Signori dei miei giorni. Oh, è Cristo, per Cristo che io sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria. Signore dei miei, dichiara egli verrà, egli verrà. Lui è sovrano in potenza e liberà, al dominio d'ogni
ricompensa, Egli verrà. Lui è sovrano in potenza, libera. Cristo verrà, portando la sua ricompensa e verrà. Lui è sovrano in potenza e libera. Cristo verrà, portando è Cristo, è Cristo, per Cristo che io sto spendendo la mia vita, è per te. Signore dei miei giorni, è Cristo, per Cristo che io sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria, Signore dei miei giorni. Per te Gesù è tutto per te. Egli verrà, Lui è sovrano in potenza, Egli verrà al dominio di ogni cosa. Cristo verrà, ancora una volta Egli verrà, Lui è sovrano. al dominio di ogni cosa. Cristo verrà, portando la sua ricompensa. È Cristo, per Cristo che io sto spendendo la mia vita, perdendo. Signore dei miei giorni, è Cristo, per Cristo che io sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria. Dichiaro ancora una volta, è Cristo, è Cristo, per Cristo che io sto spendendo la mia vita. Signore dei miei giorni. Vogliamo spendere veramente la nostra vita per Cristo? Vogliamo spendere veramente la nostra vita per Cristo? Ho visto un video qualche giorno fa di un noto missionario, Paul Washer, che diceva così: oggi i cristiani si sentono grandi cristiani quando escono per le strade con una maglietta gospel, con una maglietta evangelica, con scritto I love Jesus, con scritto tutte queste cose qua, il leone della tribù di Giuda. Oggi i cristiani si sentono grandi cristiani, si sentono che stanno spendendo la loro vita per Cristo quando mettono una maglietta cristiana. E poi va avanti in questo video raccontando di quello che vede lui nei suoi viaggi missionari e di che cosa vuol dire spendere la propria vita per Cristo. Racconta di un bambino che aveva poco meno dell'età di Benjamin, mio figlio, aveva 8-9 anni, si chiamava Myanmar, in un paese musulmano, che è stato fermato dalla polizia religiosa lungo la strada. Sapevano che veniva da una famiglia cristiana e gli hanno detto rinunci a Cristo, e lui ha detto io non posso rinunciare a Cristo. Gli hanno sparato 5 colpi in pancia.
questo, secondo voi, non è spendere la nostra vita per Cristo più di uscire con una maglietta gospel? E che cosa stiamo facendo noi per vivere questo? Che cosa stiamo facendo noi per spendere la nostra vita per Cristo? E non c'è niente di sbagliato nelle magliette cristiane, anzi, sono bellissime, fantastiche. E noi non viviamo in un paese musulmano, non dobbiamo andare in giro a dire sparami perché sono cristiano, non è questo che dobbiamo fare, ma che cosa stiamo facendo noi per spendere veramente la nostra vita per Cristo? Quanti minuti della tua giornata passi alla presenza di Dio, ricercando la presenza di Dio? Non ti sto chiedendo quante ore, non ti sto chiedendo quanti giorni alla settimana, quanti minuti della tua giornata. Quanti minuti della tua giornata passi cercando di andare a casa delle persone che hanno bisogno di una parola di vita eterna? Cosa stiamo facendo noi per spendere veramente la nostra vita per Cristo? Fratelli, la promessa che noi abbiamo e quello che abbiamo appena cantato è che Lui verrà. È che Lui verrà, non sappiamo quando, ma Lui verrà, Lui ritornerà. L'Apostolo Pietro in Prima Pietro ci dice: rallegratevi, perché conviene che Gesù venga il più tardi possibile. Noi diciamo Gesù torna presto, ma l'Apostolo Pietro ci dice rallegratevi se torna il più tardi possibile. Perché? Perché in questo lungo periodo di tempo tu puoi cambiare la tua vita. In questo lungo periodo di tempo tu puoi trovare la salvezza, e in questo lungo periodo di tempo tu puoi spendere la tua vita per Cristo affinché molte persone siano salvate. Spendiamo veramente la nostra vita per Cristo. Cominciamo a vivere veramente il Vangelo della croce. Cominciamo a vivere veramente il messaggio che Gesù ha lasciato a noi affinché lo vivessimo. Cominciamo a vivere veramente la chiamata che Dio ha dato ad ognuno di noi. Spendiamo la nostra vita per Cristo. Chi è pronto a spendere la sua vita per Cristo? Chi è pronto a spendere veramente la sua vita per Cristo? Chi è pronto a impegnarsi veramente per l'opera che Gesù ha lasciato a noi di fare? Io ti invito a cantare ancora con una parte di questa musica, dichiarando: Gesù, io voglio spendere la mia vita per te, perché so che tu tornerai, ma io voglio spendere la mia vita per te. Voglio spendere la mia vita per te, perché so che se io spendo la mia vita per te, in molti troveranno la salvezza. So che io, se spendo veramente la mia vita per te, in molti conosceranno il tuo nome. So che se spendo veramente la mia vita per te, in molti riceveranno le stesse benedizioni che sono entrate nella mia casa. In molti saranno curati, in molti saranno guariti. So che se io spendo veramente la mia vita per te, io guadagnerò un posto lassù nel cielo, alla tua destra. Possiamo cantare questa canzone dichiarando: Gesù, io voglio spendere la mia vita per te. Io voglio spendere la mia vita per te. Perdendo tutto per amore con allegria, Signore dei miei giorni, è Cristo. Per Cristo che io sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria, Signore dei miei giorni. Canta più forte. È Cristo, È Cristo che mi sta spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria, Signore dei miei giorni. oh, è Cristo, per Cristo che io sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria, Signore dei miei giorni. Egli verrà, Lui è sovrano in potenza, Egli verrà, al dominio di ogni cosa, Cristo Verrà, portando la sua ripotenza.
Cristo, è Cristo, per Cristo che ancora una volta dichiara Cristo è per te, è Cristo, per Cristo che io sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria, Signore dei miei giorni. Vale la pena spendere la nostra vita per Cristo. Vale la pena vivere per Lui. Applaudiamo più forte nel nome del Signore. Vi chiedo se potete sedervi alcuni minuti, se possiamo accendere le luci. Abbiamo qualche avvisi per i prossimi giorni. A cominciare da mercoledì, questo mercoledì, ci saranno i nostri in casa. Vabbè, questo? Sì. Questo mercoledì ci sono i nostri in casa. Venite, partecipate a questi incontri, sono incontri in cui veramente viviamo la comunione, viviamo l'essere uni in Cristo e proseguiamo quello che Dio ha cominciato il sabato in chiesa. Noi lo proseguiamo all'interno dei nostri culti in casa. Se ancora non partecipate, queste sono le 5 zone in cui stiamo facendo i culti. Cercate la zona più vicina a casa vostra, entrate in contatto con il leader che potete vedere scritto qua di queste zone, affinché questo mercoledì alle ore 8 possiate partecipare ai nostri in casa. È passato prima l'avviso del corso Seguitemi, iscrizioni aperte, sì, aperte fino a domani però, doveva essere fino a oggi, ma c'è un fratello qua in chiesa che ha detto io voglio iscrivermi con tutto il mio cuore, ancora non mi sono iscritto, ma purtroppo il cellulare è scarico, non posso iscrivermi questa sera, allora abbiamo deciso di prolungare fino a domani le iscrizioni, quindi se oltre a questo fratello c'è qualcun altro che si vuole iscrivere, questo è il nostro corso ministeriale per poter cominciare a lavorare nell'opera di Dio qua in chiesa, e per iscriversi basta accedere al link che c'è sul gruppo della nostra chiesa. Amen. Ultimo, no, non ultimo, un altro avviso, la fine del nostro musical di Natale, 21 dicembre, alle ore 20, manca la pietra oggi, si sente che manca la pietra che fa, il nostro musical di Natale, e invece sabato prossimo, facciamo un bel forte qua, tutti quanti, sabato prossimo festeggeremo insieme i 20 anni della nostra chiesa. Sarà il nostro anniversario, il compleanno, sarà una grande festa, quindi vi aspettiamo tutti quanti sabato prossimo, sempre alle 8 di sera, per festeggiare insieme il compleanno della nostra chiesa. Amen. Penso che siano finiti gli avvisi, grazie mille. Volevo invitare un attimo la missionaria Sandra. Pace del Signore a tutti. Come sapete abbiamo fatto 3 giorni un ritiro che è stata una vera benedizione di Dio per la nostra vita. E a proposito di spegnere la vita con Cristo, noi vogliamo veramente onorare una persona che veramente spegne la sua vita con Cristo, ogni minuto della sua vita. Sorella Grace, voglio che la chiesa si alza in piedi. Facciamo un grande applauso a una donna meravigliosa che è la nostra pastora Andrea. Grazie per tutto quello che hai fatto per noi e per tutto che fa ogni giorno per noi. Grazie mille, grazie, Dio vi benedica tanto, vi voglio bene.
Per la prima volta forse siamo riusciti a trovare l'Andrea impreparata su una sorpresa. Amen. In questo momento vogliamo raccogliere le decime, le offerte, quelle che hai portato, che Dio ha messo nel tuo cuore di consegnare questa sera. Ci sarà la nostra sorella Tainara oggi là dietro con la macchinina del POS per le carte, bancomat, se vuoi fare la tua offerta in questo modo. E là vicino alla sorella Grace ci sono anche le buste delle missioni, no, forse sono sempre là sul tavolo, le buste delle missioni, se vuoi contribuire con l'opera missionaria di questa chiesa. Adesso, come già sapete, abbiamo fatto il culto di missioni la settimana passata, stiamo sostenendo la Sonia nella sua missione, quindi se volete contribuire nelle nostre missioni potete prendere la busta lì dietro. Amen. Facciamo una preghiera per consacrare le nostre decime, le nostre offerte. Potete restare in piedi che canteremo anche una bella canzone allegra, mi confermano che è allegra. Sai, così stiamo un po' in piedi allegri a scaldarci in questo freddo, ma prima di tutto preghiamo per le nostre decime, le nostre offerte. Padre, nel nome di Gesù consegniamo in questo momento a te le nostre decime, le nostre offerte, le primizie, tutto ciò, Signore, che tu hai messo nel nostro cuore oggi di portare alla tua casa come forma di adorazione. Che tu possa riceverle, che possano salire a te, Signore, come la nostra migliore adorazione. E io ti chiedo che possano essere usate al meglio per la tua opera, Signore. Continua a farci prosperare, Signore, continua a onorarci, ma onora soprattutto te per la tua gloria e quello che facciamo in questo luogo. Nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Tutta la chiesa insieme così. Più forte. Glorioso. Noi cantiamo glorioso. Noi gridiamo Cristo ti loderò, il tuo nome innalzerò. Glorioso, nessuno è come te. Tu regnerai per sempre e sempre, e tu vivrai. Il tuo amor sarai per sempre e sempre, non cambi mai. Griderò, griderò perché buono sei, canterò, canterò, Cristo è Signore. Dichiarerò, nessuno è come te. A chiesa insieme. Griderò, griderò perché buono sei, canterò, canterò, Cristo è Signore. Dichiarerò, nessuno è come te. Glorioso. La chiesa. Glorioso. Noi gridiamo Cristo ti loderò, il tuo nome innalzerò. Glorioso, nessuno è come te. Tu regnerai e tu vivrai. Il tuo amor sarai. La chiesa non cambi mai. Griderò, griderò perché buono sei, canterò, canterò, Gesù è Signore. Dichiarerò, nessuno è come te. Griderò, griderò perché buono sei, canterò, canterò, Gesù è Signore. Dichiarerò, nessuno è come te. Tutta la chiesa. Glorioso,
Amém. Voglio invitare qua il pastore Moisés, che oggi è qua con noi per darci una parola. Per chi non lo conosce, il pastore Moisés è il leader delle missioni della Chiesa Assemblea di Dio di Campo Grande in Brasile. La Chiesa Assemblea di Dio di Campo Grande è la chiesa che ha preso nel 2010 questa chiesa che già esisteva, che stava passando per un periodo difficile. Il pastore Dionisio, Dio ha messo nel cuore del pastore Dionisio, il pastore presidente di questa chiesa, di assumere questa chiesa qua in Italia e di creare questo progetto missionario qua in Italia. Oggi il pastore Moisés è il leader di missioni di questo progetto missionario e è qua con noi per farci compagnia e per portare una parola da parte di Dio per i nostri cuori. Possiamo riceverlo con una bella preghiera, non con un applauso, gli applausi li lasciamo a Gesù, ma una preghiera la possiamo fare per Lui, va bene? Amen. Signore Gesù, in questo momento ti preghiamo per la vita del pastore Moisés, Signore, e ti preghiamo per tutti quanti noi, Signore, che la tua volontà possa essere fatta questa sera nella tua chiesa attraverso questa parola, Signore, una parola che tu hai preparato e che già, Signore, hai indirizzato verso i nostri cuori. Nel nome di Gesù, compi la tua volontà in mezzo a noi in questa serata. Amen. Amém. A paz do Senhor. Pace del Signore. Poder sentar. Puoi sederti. Feliz por estar com os irmãos aqui mais uma vez. È una gioia essere qua con voi un'altra volta. Sempre que venho aqui está frio, Sempre che vengo qua fa freddo, mas é bom estar com os irmãos. ma è un piacere essere qua con i fratelli. Trago um abraço do meu pastor Antônio Dionísio. Vi porto un abbraccio dal mio pastore, Pastor Dionisio. Ele ama muito essa igreja aqui em Verona. E lui ama molto questa chiesa qua a Verona. E se Deus quiser, em breve ele estará conosco aqui. E se Dio vuole, a breve tempo sarà qui con noi. Quero aqui parabenizar o pastor. Eu sempre esqueço. Enrico? Henrico, Vorrei ringraziare qua il pastore Enrico, sua esposa Andréia il pastore Andrea e toda a igreja e tutta la chiesa por esses 20 anos, né? per questi 20 anni Que já está chegando aí. che stanno arrivando. Deus tem salvado, Dio ha salvato, tem batizado, ha battezzato, preparado um povo preparato un popolo para morar no céu. per abitare in cielo. Você já parou para pensar que essa pessoa que está do teu lado aí Ti sei già fermato a pensare che la persona al tuo fianco vai passar a eternidade com você? passerà l'eternità insieme a te? Então fala para ela assim: Allora di a questa persona, é bom você já ir se acostumando comigo. è meglio che già ti abitui con me. Aleluia. Vamos morar no céu na eternidade. Abiteremo in cielo nell'eternità. Se nós não tivermos comunhão aqui, E se noi non abbiamo comunione qui, não tem jeito de chegar lá. non c'è modo di arrivare là. E se nós tivermos comunhão aqui, E se noi abbiamo comunione qui, quando chegarmos lá, quando arriveremo là, é para sempre. è per sempre. Amém? Amen. Estamos aí numa jornada, Siamo qui in una giornata, onde já estamos alguns dias aqui na Europa, siamo qua già da alcuni giorni qua in Europa, em algumas igrejas ali em Portugal, in alcune chiese in Portogallo e ainda viemos até aqui. e siamo venuti fin qui Ainda temos que voltar em Portugal para terminar ali a jornada. e poi torneremo in Portogallo. Temos alguns compromissos ali com os irmãos. Abbiamo alcuni compiti con i fratelli. Mas eu quero trazer uma palavra aqui para os irmãos. Vorrei portarvi una parola. O ano passado eu consegui pregar aqui só 15 minutos. L'anno scorso sono riuscito a predicare qua solo 15 minuti. Os trem parou tudo, não teve como chegar, né? Tutti i treni si sono fermati, non sono riuscito ad arrivare. Dessa vez eu vi um dia antes. Questa volta sono venuto un giorno prima. Não tinha como culpar os trem. Non c'era modo di incolpare i treni. Mas eu fui para casa da irmã Natália agora à tarde. Sono andato a casa, sorella Natalia. Irmã Natália. Ali. Isso. E quase que eu perdi a hora do culto. E quasi ho perso l'orario del culto. Porque estava muito bom nós conversando lá. Era molto buono lì, stavamo parlando. Deus abençoe essa família. Dio Deus benedica abençoe. questa famiglia. Amém, irmãos? Amen, fratelli. Livro de Gênesis, capítulo 28, Genesi capitolo 28, versículo de número 15. versetto 15.
Vou deixar você ler que fica mais fácil, né? Dice così: io sono con te e ti proteggerò dovunque tu andrai e ti ricondurrò in questo paese, perché io non ti abbandonerò prima di aver fatto quello che ti ho detto. Amém? Neste tema vamos trabalhar daquilo que realmente nós precisamos e aquilo que nós queremos. Il tema che lavoreremo è ciò di cui abbiamo bisogno e ciò che in realtà noi vogliamo. Há algumas diferenças entre essas duas situações. Ci sono alcune differenze tra queste due cose. E nós vamos conhecer um pouco da vida deste homem que nós acabamos de ler, Conosceremo un po' della vita di quest'uomo che abbiamo finito di leggere, por nome de Jacó, che si chiama Giacobbe. que ele vai sair em uma viagem. Lui uscirà in un viaggio E nessa viagem ele tem o cansaço da viagem, e in questo viaggio ha la stanchezza del tem o viaggio, sono da viagem ha il sonno e ele para dormir. e lui si ferma per dormire. E quando ele está ali dormindo, E mentre dormiva, a Bíblia nos diz que ele tem um sonho. la Bibbia ci dice che lui ha un sogno. E este sonho é uma escada que vai da terra até o céu, E in questo sogno c'è una scala che va dalla terra fin in cielo, do céu até a terra. dal cielo fino in terra. E anjos descem e sobem. E gli angeli salgono e scendono. E ele entende que aquele lugar é o lugar onde Deus está. E lui capisce che quel luogo è dove Dio sta. Então Deus aparece para ele naquele lugar e dá a ele uma promessa. Allora Dio gli appare in quel luogo e gli dà una promessa. E é sobre essas promessas que nós queremos falar um pouquinho nessa noite. E è di queste promesse che vogliamo parlare questa sera. Jacó é um dos patriarcas do povo de Israel, Giacobbe è uno dei patriarchi del popolo di Israele, sendo filho de Isaque e de Rebeca, neto de Abraão. figlio di Isacco e Rebecca, nipote di Abramo. Deus renova as promessas para Jacó, Dio rinnova le sue promesse a Giacobbe, feito a Isaque, seu pai, che aveva fatto a Isacco, suo papà, e também ao seu avô Abraão. e che aveva fatto anche a suo nonno Abramo. E nesse texto onde nós acabamos de ler, E questo testo che abbiamo appena letto, tem pelo menos 7 promessas indicadas nesse texto. ci sono almeno 7 promesse indicate in questo testo. E nós vamos falar um pouquinho dessas promessas. E noi parleremo un po' di queste promesse. O texto vai dizer: Eis que estou contigo. Il testo dirà: ecco che sono con te. Essa é a primeira promessa que Deus faz para Jacó naquela viagem. Questa è la prima promessa che Dio fa a Giacobbe in quel viaggio. Deus estava dizendo para ele: você vai nessa caminhada, Dio gli stava dicendo: tu andrai in questo percorso, in questa camminata, você vai nessa jornada, tu andrai in questa giornata, mas eu vou estar com você. ma io sarò con te. Quantos de nós Quanti di noi estamos na jornada da vida? siamo nella giornata della vita? Estamos caminhando para o céu, Stiamo camminando verso il cielo, mas por enquanto ainda estamos aqui nessa terra, no plano terreno. ma nel frattempo siamo ancora qua sulla terra. Mas tem uma promessa de Deus para a nossa vida. Ma c'è una promessa di Dio nella Ele nostra diz para vita. nós: eu estou contigo. E lui ci dice: io sono con te. Aleluia, aleluia. A mesma promessa que foi sobre Abraão, La stessa promessa che ha fatto ad Abramo também foi para Isaque, è stata per Isacco, foi para Jacó, per Giacobbe também é para a tua vida. e anche per la tua vita. Aleluia, Ele está contigo. Lui è con te. O texto continua dizendo assim: eu te guardarei. Il testo continua dicendo: e ti proteggerò. Deus está dizendo para Jacó: nessa jornada, Jacó, Dio sta dicendo a Giacobbe: in questa eu vou giornata te guardar. io ti proteggerò. Ei, meu irmão, minha irmã, Fratello, sorella, na jornada da vida, nella giornata della vita Deus vai te guardar. Dio ti proteggerà. Aleluia. Deus já tem provado para você que Ele tem guardado você. Dio ti ha già dimostrato che lui ti ha già protetto. Ele tem guardado a tua casa. Lui ha protetto la tua casa, Tem guardado a tua ha família. protetto la tua famiglia. E a promessa dele se cumprindo na tua È vida. la sua promessa che si compie nella tua vita. Mas tem mais promessa nesse texto. Ma ci sono altre promesse in questo testo. Ele está dizendo: aonde quer que fores. Lui dice: dovunque tu andrai, Aleluia. Aonde você for. dovunque tu andrai. Aqui tem muitas pessoas que são de outro país, sim ou não? Qua ci sono molte persone che vengono da un altro Aleluia. paese. Deus te trouxe de lá para cá e você está aqui e Ele está com você. Dio ti ha portato da là a qua e lui è con Aleluia. te. Aonde você for, Ele está com você. Dove tu andrai, lui sarà con te. Porque tem promessa da sua vida para Ele. Perché ci sono promesse Alleluia. sue nella tua vita. E Ele diz assim ainda: E lui continua così: farei tornar a esta terra. ti ricondurrò in questo paese.
Deus estava falando para Jacó: Dio stava dicendo a Giacobbe, Jacó, você vai nessa jornada. Giacobbe, tu andrai in questo viaggio, questa Tem giornata. algo para acontecer na tua vida. C'è qualcosa che accadrà nella tua vita. Eu vou estar com você. Io sarò con te. Eu vou guardar Io você ti proteggerò aonde você estiver dovunque tu andrai e farei você voltar a essa e terra. ti farò tornare in questa terra. Aquela terra era a terra da promessa. Quel paese era il paese della promessa. Meu irmão, minha irmã que está aqui nessa Mio noite, fratello e sorella che sei qui questa sera, Deus está dizendo para você nessa noite: eu vou cumprir a promessa. Dio ti sta dicendo, io compirò la promessa. Seja onde for, Ovunque andrai, aleluia. Seja aqui na Itália, qui in Italia, seja no Brasil, o in Brasile, seja na África, o in Africa, seja nos Estados Unidos, o in America, seja na Ásia, o in Asia, seja onde for, Deus está dizendo: eu vou cumprir a promessa. ovunque tu andrai, lui compirà la promessa. Aleluia. E ele está dizendo ainda para Jacó nesse texto: E lui continua a dire a Giacobbe in questo testo, não te deixarei. non ti abbandonerò. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós ouvimos um hino aqui muito lindo. Abbiamo sentito una canzone qua molto Aleluia. bella, Que nós daríamos a nossa vida por ele. che noi daremo la nostra vita a lui. Aleluia. Mas esse texto está dizendo que Deus não vai nos deixar. Ma questo testo ci dice che Dio non ci abbandonerà. Aleluia. Às vezes nós deixamos Deus por poucas coisas. A volte noi lasciamo Dio per poche cose. Nos entristecemos por pouca coisa. Entristecemos. Ci rattristiamo per poche cose. Ficamos sem vir à igreja por pouca coisa. Restiamo senza venire in chiesa per poche cose. Deixamos de congregar por pouca coisa. Smettiamo di congregare per poche cose. Mas tem uma promessa de Deus para nossas vidas. Ma c'è una promessa di Dio per le nostre vite. Não te deixarei. Non ti abbandonerò. Aleluia. Aleluia. Quando você estiver triste, Quando tu sarai triste, Ele vai estar lá. Lui sarà là. Aleluia. Quando as coisas não derem certas, Quando le cose non andranno bene, Ele vai estar lá. Lui sarà là. Quando as notícias ruins chegarem, Quando le brutte notizie arriveranno, Ele vai estar lá. Lui sarà là. Porque tem uma promessa: Perché c'è una não promessa. te deixarei. Non ti abbandonerò. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Lodato sia Dio. E ele diz assim ainda: até que tenha cumprido. E lui continua dicendo così, Aleluia. prima che abbia compiuto. Muitas das vezes os nossos amigos Molte volte i nostri amici estão junto conosco na nossa caminhada. che sono con noi nella nostra camminata, Mas de repente, em algum momento, ma all'improvviso eles nos abandonam, ci abbandonano, nos deixam. ci lasciano. Precisamos de dinheiro, Abbiamo bisogno di soldi, ligamos para ele, li chiamiamo, o telefone nem toca. il telefono neanche squilla. Mandamos mensagem, Mandiamo un messaggio, só fica um sinalzinho. rimane solo una tacchetta. Mas Jesus está dizendo assim: vou cumprir aquilo que eu te prometi. Ma Gesù sta dicendo, io compirò quello che ti ho promesso. Aleluia. Eu não vou parar no meio da caminhada. Io non mi fermerò in mezzo al cammino. Aleluia. Eu não vou deixar você no meio da Io caminhada. non ti lascerò in mezzo al Aleluia. cammino. A promessa vai se cumprir. La promessa si compirà. Aleluia. Sabe por quê? Sai perché? Porque o texto vai dizer assim: porque eu tenho falado. Perché il testo dirà così, perché io ti ho detto. Aleluia. Quem disse foi Chi l'ha detto è stato Deus. Dio. Aleluia. Ei, meu irmão, você não tem a promessa do governo. Fratello, tu non hai promesse del governo. Você não tem a promessa de um ministro. Tu non hai promesse di un ministro. Ei, você tem a promessa é de Deus. Tu hai la promessa di Dio. Aleluia. E ele é fiel. E lui è fedele. Aleluia. Ele disse: ele não é homem para que minta, Lui non è un uomo per e mentire. nem filho do homem para que se arrependa. Neanche un figlio d'uomo per pentirsi. Tudo aquilo que ele prometeu para a tua vida, Tutto ciò che ha promesso per la tua vita, ele vai cumprir. lui compirà. Amém? Amen. Aleluia. Neste versículo, Deus promete a Jacó que estará sempre presente. In questo versetto Dio promette a Giacobbe che sarà sempre presente. Protegerá de toda a sua jornada. Lo proteggerà in tutta la sua giornata. Mais do que uma proteção imediata, Più che una protezione immediata, Deus assegura a Jacó Dio dà una garanzia a Giacobbe que vai cumprir todas as suas promessas che compirà tutte le sue promesse nele in lui e nos seus descendentes. e nei suoi discendenti.
Ei, tem bênção que não é só para você. E ci sono benedizioni che non sono solo per te. Aleluia. Vai alcançar os seus filhos. Raggiungeranno i tuoi figli. Aleluia. Vai alcançar a sua família. Raggiungerà la tua famiglia. Aleluia. Jesus certa vez chegou ao mar da Galileia. Gesù una volta è arrivato al mar di Galilea, Aleluia. Começou a pregar. ha cominciato a predicare, A multidão apertou Jesus la ali. moltitudine si è stretta a Gesù E ele pegou um barco emprestado, diz e de Pedro. lui ha preso la barchetta di Pietro in prestito. E entrou ao mar e começou a pregar ali. Era andato verso il mare e ha cominciato a predicare. Após a pregação, Dopo la predica, ele disse para Pedro: lui disse a Pietro: vamos ao mar alto pescar. andiamo verso il largo. E Pedro disse: eu pesquei a noite inteira, não peguei E nada. Pietro rispose: ho pescato tutta la notte e non ho preso nulla. Aleluia. Deus disse para ele: vamos ali que eu vou te mostrar. E lui disse- Aleluia. Gesù disse, andiamo Ele lì che sabe ti o lugar mostrerò. certo. Lui Aleluia. sa il luogo giusto. Ele sabe onde está o peixe. Lui sa dov'è il pesce. Aleluia. E ele foi até o mar alto. Lui è andato al mar alto E ele jogou ali a rede aonde Jesus mandou ele jogar. e ha gettato le reti dove Gesù ha detto di lanciarle. Ele pegou tanto peixe E ha preso così tanti que pesci. ele teve que chamar os barcos que estavam apoitados. Ha dovuto chiamare gli amici Aleluia. Para vir aiutarmi, ajudar a tirar as redes com tanto per peixe. aiutarla a prendere le reti con tanto pesce. Sabe o que é isso? Sai cos'è questo? É que a bênção que vai estar sobre a tua vida, Che la benedizione che è sulla sobre tua a vita, tua casa, sulla tua casa, sobre a tua família, sulla tua famiglia, vai atingir a outros. Raggiungerà Aleluia. altri. Aleluia. Pessoas vão ser abençoadas através da tua bênção. persone saranno benedette grazie alla tua benedizione. Famílias vão ser alcançadas através da tua bênção. Famiglie saranno benedette attraverso la tua Aleluia. benedizione. Ei, recebe essa palavra nessa noite. Ricevi questa parola questa sera. Aleluia. Alguns pormenores da vida desses dois irmãos, Esaú e Jacó. Alcune questioni su questi due fratelli, Esses Esaú. dois irmãos nasceram, eram gêmeos. Esau e Giacobbe. Isso, Questi Esaú e fratelli Jacó. erano gemelli, Isso, esse mesmo. Aleluia. Esaú e Jacó. Esaù e Giacobbe. Eles eram gêmeos. Erano gemelli E no dia do seu nascimento, e nel giorno della loro nascita Esaú sai primeiro. Esaù nasce per primo, Mas Jacó sai grudado no seu calcanhar. ma Giacobbe esce aggrappato al suo tallone. Aleluia. Ei, meu irmão, não perca sua bênção por nada. Oh, fratello, non perdere la tua benedizione per niente. Aleluia. Apenas uma criança Appena un bambino estava saindo do ventre, usciva dal grembo, mas ele agarrou a sua bênção. ma ha afferrato la sua Aleluia. benedizione. E ele sai do ventre seguro no pé do seu irmão. E lui esce dal ventre tenendo suo fratello. E dentro daquelas criou-se uma rivalidade E quindi si è creata una rivalità entre Esaú tra Esaù e Jacó. e Giacobbe. Porque havia uma bênção, uma promessa. Che c'era una benedizione, una promessa. E a bênção era para o filho mais velho. E la benedizione era per il figlio più grande. E quem tinha saído era E il primo che era uscito era Esaù. Esaú. Esaú tinha saído primeiro. Esaù era uscito per primo. Mas Jacó entendia que ele precisava da bênção. Ma Giacobbe aveva capito che aveva bisogno della benedizione. E ele vai trabalhar para que a sua bênção, que aquela bênção chegue até a sua E vida. lui lavorerà affinché quella benedizione arrivi nella sua vita. Vamos aprender algumas coisas. Impariamo alcune cose. Valorize a bênção de Deus sobre a sua vida. Valorizza la benedizione di Dio sulla tua vita. Existia uma bênção para o primogênito. C'era una benedizione per il primogenito. O primogênito era Esaú. Il primogenito era Esaù. Mas Esaú Ma Esaù não valorizou a bênção. non ha dato valore alla benedizione. Muitas vezes, irmãos, nós não valorizamos a nossa bênção. Molte volte noi non valorizziamo la nostra benedizione. Deus faz promessa para nossas vidas. Dio fa promesse per le nostre vite. E nós muitas vezes não acreditamos. E molte volte noi non crediamo. Muitas vezes entra num ouvido Alcune volte entra da un orecchio e sai no outro. ed esce dall'altro. Muitas vezes a dúvida é maior do que a certeza. A volte il dubbio è più grande della certezza. E muitas vezes quando nós ainda temos certeza, E alcune volte quando abbiamo la certezza, quando acontece alguma coisa no meio da caminhada, quando succede qualcosa in mezzo alla camminata, nós falamos assim, acho que não foi Deus. noi diciamo, penso che non sia stato Dio. Eu acho que Deus não falou nada daquilo. Penso che Dio non abbia detto nulla di tutto ciò. Imagine que muitos de nós que estávamos do outro lado do oceano, Immagina molti di noi che eravamo andati a parte dell'oceano, tivemos promessas de Deus para que um dia nós pudéssemos atravessar o oceano para o outro lado. abbiamo avuto promessa da parte di Dio che un giorno avremmo attraversato l'oceano, E quantos de nós dizemos, é impossível? e quanti di noi abbiamo detto è impossibile. Eu me lembro uma vez, Mi ricordo una volta, eu sou da roça. Como é que fala roça? sono da fattoria, Isso, eu sou da roça, isso aí. E olhando um dia, carpindo,
un giorno arando, Isso, mais ou menos isso, arando, carpindo. Aleluia. Eu olhei para um avião que estava passando muito alto. ho visto un aereo che stava passando molto alto E eu disse, um dia eu vou andar num avião desse. e ho detto un giorno andrò in un aereo come quello. E as pessoas que estavam ao meu lado começaram a rir, E le persone che erano vicine a me hanno cominciato a ridere, dizendo, é impossível. dicendo è impossibile, Nunca vai acontecer na tua vida. mai accadrà nella tua vita. Aleluia, mas eu tinha uma promessa. Ma io avevo una promessa. Aleluia, aleluia. Eu tinha uma promessa. Eu avevo uma Aleluia, aleluia. Eu não desisti da promessa. Io non ho rinunciato alla promessa. Ei, meu irmão, não desista da promessa que Deus fez para a tua vida. Non rinunciare alla promessa che Dio ha fatto Não nella tua vita. desista da promessa que Ele fez para a tua casa. Non rinunciare alla promessa che Dio ha fatto per la tua casa. Pode alguém não acreditar. Qualcuno potrà dubitare, Ei, mas se foi Deus que falou, ma se è Dio che ha detto, vai se cumprir. si compirà. Aleluia, vai se cumprir. Si compirà. Olha eu aqui. Eccomi qua. Eu não vim de barco. Non sono venuto di barca. Eu vim com esse aviãozão grande. Sono venuto con questo aereo grande. Amém? Aleluia. Aonde pisar a planta dos teus pés, eu te darei. Dove poseranno la pianta dei tuoi piedi, io te lo darò. Foi a promessa que Deus fez para È Jacó. stata la promessa che Dio ha fatto a Giacobbe. Deus disse para Jacó, você vai. Dio ha detto a Giacobbe, tu andrai, Vou ficar com você, vou te abençoar. sarò con te, ti benedirò. Mas aonde pisou a planta dos teus Ma pés, dove è la pianta dei eu tuoi vou te piedi, dar. Eu vou te passerà, dar. io te lo darò. É seu. tuo. Aleluia. Aleluia. Ei, meu irmão, valorize. Valorize. Valorizza, Porque se Deus prometeu, vai se cumprir. perché se Dio ha promesso si compirà. Sua descendência será como a areia do mar. La tua discendenza sarà come la sabbia del mare E em ti e in te serão benditas todas as nações da terra. saranno benedette tutte le nazioni della terra. Tem promessa de Deus na tua vida. Ci sono promesse di Dio per la tua Aleluia. vita E ela vai se cumprir por inteiro. e si compiranno totalmente. Vou andar rápido aqui para nós irmos para frente. Andrò velocemente per andare avanti. Uma viagem e um encontro com Deus. Un viaggio e un incontro con Dio. Durante a viagem, Jacó teve um sonho em Betel Durante il viaggio Giacobbe ha avuto un sogno a Betel e viu a escada. e ha visto la scala. Você já parou para pensar Ti sei già fermato a pensare que muitas vezes na nossa caminhada che molte volte nella nostra camminata nós temos sonhos noi abbiamo sogni, e às vezes temos sono, a volte abbiamo sonno, temos cansaço, abbiamo stanchezza, ansiedade, ansietà, depressão. depressione. Sim, irmãos, na caminhada temos. Sì, nella camminata la abbiamo. Porque estamos em um corpo natural, um corpo Perché siamo carnal. in un corpo naturale, carnale. Sim. Então temos essas coisas aqui na terra. Quindi abbiamo queste cose qui sulla terra. Qual que é a diferença? Qual è la differenza? É nós crermos Che noi crediamo na promessa que Deus tem para a nossa vida. nella promessa che Dio ha per le nostre vite. Primeiro, Primo, não deixe a ansiedade tirar o teu sonho. non lasciare che l'ansietà tolga il tuo sogno. É o seu sonho. È il tuo sogno. Muitas vezes a ansiedade tira muitas coisas de nós. Molte volte l'ansietà toglie molte cose da noi. Muitas vezes por ansiedade deixamos de fazer coisas, Molte volte per ansietà smettiamo di fare cose, de alcançar objetivos. di raggiungere obiettivi. Ei, mas não deixe Non lasciare a ansiedade l'ansietà tirar o sonho togliere il sogno que Deus deu para você. che Dio ti ha dato. Você lembra de Pedro? Ti ricordi di Pietro? A Bíblia vai nos dizer no capítulo 2 de Atos La Bibbia ci dirà, capitolo 2 di Atti, que Pedro estava preso, che Pietro era imprigionato estava com suas mãos e com seus pés acorrentado em soldados, con le sue mani e i suoi piedi incatenati, porque no outro dia perché il giorno dopo ele ia morrer. lui sarebbe stato ucciso. A sentença já estava pronta, La sentenza era già decretata, não tinha como falhar, o outro dia era non morte. c'era come scappare, era morte. Mas a ansiedade Ma l'ansietà não deixou Pedro non ha lasciato Pietro perder o sono. perdere il sogno. Aleluia. A Bíblia diz que ele estava La Bibbia ci dice dormindo. che lui stava dormendo. Aleluia. Aleluia. Irmão, pode ser que você recebeu uma notícia ruim. Può essere che tu abbia ricevuto una brutta notizia. Aleluia. Mas não permita que ele tire o teu sonho e nem teu sono. Non permettere che questa notizia tolga il tuo sogno o il tuo sonno, Porque Deus está no controle. perché Dio è nel controllo. Pedro conhecia o Deus que ele servia. Pietro conosceva il Dio che serviva. Mesmo sabendo que no outro dia ele ia morrer, Anche sapendo che il giorno dopo sarebbe morto, ele estava dormindo. lui stava dormendo. Ei, meu irmão,
Ehi fratello, Aleluia, aquilo que muitas das vezes você pensa que vai acontecer de mal no outro dia, quello che a volte pensi che accadrà di brutto il giorno dopo, Deus pode transformar Dio può trasformarlo em bênção para a tua in vida. benedizione per la tua vita. Aleluia. Não permita que as circunstâncias não deixem você sonhar mais. Non permettere che le circostanze impediscano a te di sognare. Quantas pessoas no meio da caminhada param de sonhar Quante persone in mezzo alla camminata smettono di sognare por causa das circunstâncias, a causa delle circostanze, por causa, às vezes, em volta como está a situação. a causa di ciò che succede intorno. Mas não permita que isso tire o teu sono. Ma non permettere che questo tolga il tuo sogno. A bênção que está sobre a bênção de Deus está sobre a sua vida. La benedizione di Dio è sulla tua vita. Então descanse nele. Allora riposa in Lui. Amém? Amen. Jacó faz a viagem. Giacobbe fa il viaggio E quando ele chega na terra onde está o seu tio Labão, e quando lui arriva alla terra dove c'è il suo zio Labano, ele vê uma mulher. vede una donna. O nome dela é Raquel. Il suo nome è Rachele. E a Bíblia diz que ele ama Raquel. E la Bibbia ci dice che lui ama Rachele. Amor de primeira vista. Amore a prima vista. O coração dele bateu mais forte por Raquel. Il suo cuore ha battuto più forte per Rachele. E quando Labão olhou para aquela situação, E quando Labano vide quella situazione, se aproveitou da oportunidade ha approfittato della situazione e disse para ele: você quer casar com Raquel? e disse: vuoi sposarti con Rachele? Então você vai ter que trabalhar 7 anos por ela. Allora dovrai lavorare 7 anni per lei. Amém? Amen? Quem gostaria de trabalhar 7 anos por alguém aí? Deixa eu baixar minha mão. Aleluia. Ei, meu irmão, muitas das vezes, Molte volte, fratelli, muitas volte, quando alguém descobre o teu sonho, quando qualcuno scopre il tuo sogno, ele vai aproveitar de você. lui si approfitterà di te. Ei, não conte o teu sonho para qualquer um. Non raccontare il tuo sogno a chiunque. Aleluia, aleluia. Não conte o teu sonho. Non raccontare il tuo sogno. Tem pessoas que querem aproveitar do sonho. Sono persone che vogliono approfittare del sogno. Você já viu quando às vezes você vai apresentar um projeto para alguém Hai già visto che a volte quando presenti il e tuo quando progetto a qualcuno, você termina de apresentar o projeto, quando finisci di presentare il progetto, você acha que ele vai ficar feliz? tu pensi che la persona rimarrà felice Ele vai dizer assim: esse projeto eu tenho um igualzinho. e lui dirà: questo progetto ne ho uno uguale. É a primeira vez que ele viu o projeto, mas ele gostou tanto È la prima volta che ha visto il progetto, ma gli è piaciuto così tanto que ele quer fazer para ele. che vuole fare per lui. Não deixe, não conte para qualquer pessoa o teu sonho. Non raccontare a chiunque il tuo sogno. Ei, meu irmão, quando nós contamos o nosso sonho para alguém, Ehi fratello, quando noi raccontiamo il nostro sogno a qualcuno, nós podemos cair na mesma situação que que aconteceu com Jacó. possiamo cadere nella stessa situazione in cui Giacobbe è caduto. Trabalhou 7 anos para casar com Raquel. Ha lavorato 7 anni per sposarsi con Rachele. E a Bíblia nos diz que depois de 7 anos, E la Bibbia ci dice che dopo 7 anni Labão faz ali uma festa Labano fa una festa para o casamento dos dois per il matrimonio dei due e dá um bocado de vinho para Jacó. e dà una tazza di vino a Giacobbe. Bastante taça. Abbastanza tazze. E quando ele vai dormir, E quando lui va a dormire, naquela noite de núpcia, in quella notte nuziale, e ele já tinha tomado todas, aveva già bevuto tanto, ele não viu que quem deitou com ele era Lia. non ha visto che chi Oh, si Lea. è sdraiato con lui era Lea. E no outro dia, quando ele levanta de manhã cedo, E il giorno dopo, quando si sveglia mattina presto, ele olha para o lado, guarda a fianco, não está Raquel, non c'era Rachele, está Leia. c'era Lea. E aí, então Labão disse para ele assim: aqui na minha terra funciona assim. E Labano allora dice: qua nella mia terra funziona così. Você sabia que de vez em quando Deus tem que colocar um Labão do lado do irmão? Sai che a volte Dio deve mettere un Labano vicino a noi? É, irmão, de vez em quando temos que ter um Labão do nosso A lado. volte c'è un Labano vicino a noi, Porque contamos o nosso sonho. perché noi raccontiamo il nostro sogno. Deixamos aparecer o nosso sonho Lasciamo apparire il nostro sogno para a pessoa errada. alla persona sbagliata. Mas tem uma coisa: Ma c'è una cosa: se você tem promessa de se Deus, tu hai promesse di Dio, Deus continua no negócio. Dio continua nel negozio. Aleluia. Ei, olha só. Guarda, Eu quero trazer um tema para essa mensagem nessa noite. voglio portare un tema per questo messaggio questa notte. Repita comigo: a bênção que eu preciso Ripeti con me: la benedizione che ho bisogno e a bênção que eu quero. e la benedizione che voglio. A bênção que eu quero La benedizione che voglio e a bênção que eu e preciso. la benedizione che ho bisogno. Aleluia.
você vai entender o que Deus quer falar contigo tu nessa capirai noite. ciò che Dio vuole dirti questa sera. Existem dois tipos de bênção. Esistono due tipi di benedizioni. A bênção que eu quero La benedizione che io voglio e a bênção que eu preciso. e la benedizione che io ho bisogno. Tem muitas coisas, irmãos, que nós trabalhamos, Ci sono molte cose per cui lavoriamo, lutamos, combattiamo, porque nós queremos. perché noi vogliamo. Queremos lutar por aquilo de qualquer forma. Vogliamo combattere per quello in qualsiasi maniera. Lutamos, Combattiamo, nos desgastamos ci consumiamo por aquilo que nós queremos. per ciò che vogliamo, Mas muitas das vezes ma molte volte não precisamos. non ne abbiamo bisogno. É o que aconteceu com Jacó. È ciò che è successo a Giacobbe. Jacó lutou para casar com Raquel. Giacobbe ha combattuto per sposarsi con Rachele. Trabalhou 7 anos. Ha lavorato 7 anni, Mas quando ele levanta, está Leia do seu ma lado. quando lui si alza c'era Lea a suo fianco. Sabe por quê? Sai perché? Porque ele não precisava de Raquel naquele momento. Perché lui non aveva bisogno di Rachele in quel Ele momento. precisava de Leia. Aveva bisogno di Lea. Ei, Deus vai colocar Leia muitas das vezes no nosso caminho. Dio metterà Lea molte volte nel nostro cammino, Porque é o que nós precisamos. perché è ciò che abbiamo bisogno. Se você for olhar a linhagem de Leia, Se tu guardi la discendenza di Lea, você vai ver o porquê que ele deveria casar com Leia. tu capirai il perché lui ha dovuto sposarsi con Lea. Quando Jacó olha para Raquel, Quando Giacobbe guarda Rachele, ele sente amor por Raquel. sente amore per Rachele E ele trabalha 7 anos e lavora 7 anni para casar com ela. per sposarsi con lei. Mas por Leia, Ma per Lea não trabalharia nem um dia. non avrebbe lavorato neanche un giorno, Mas ele precisava de Leia. ma lui aveva bisogno di Lea. Muitas das vezes, irmãos, aqueles 7 anos Molte volte, fratelli, quei 7 anni transformaram em 14 si anos. sono trasformati in 14 anni, Porque ele precisava de casar com Leia. perché lui aveva bisogno di sposarsi con Lea. O texto vai nos dizer Il testo ci dirà, que a descendência de Leia, la discendenza di Lea. primeiro veio Levi. Prima è venuto Levi. Aleluia. Se você olhar a descendência de Leia, está lá o filho dela, chamado Levi. Tu guarda la discendenza di Lea, c'era suo figlio Levi. Toda a descendência sacerdotal, Tutta la discendenza sacerdotale, todos os levitas, tutti i Leviti veio de Leia. vengono da Lea. Porém, Jacó jamais trabalharia para casar com Leia. Però Giacobbe mai avrebbe lavorato per sposarsi con Lea. Mas ele precisava de casar com Ma lui Leia. aveva bisogno di sposarsi con Lea. Aleluia. Muitas das vezes Molte volte vamos trabalhar lavoriamo por aquilo que nós queremos, per ciò che vogliamo, mas Deus vai nos dar ma Dio ci darà aquilo que nós precisamos. ciò di cui abbiamo bisogno. Aleluia. Se você olhar a descendência de Leia, Se tu guardi la discendenza di a Lea, Bíblia vai nos dizer que Judá che la Bibbia ci dice Alleluia. che Giuda é filho de è figlia Leia. di Lea. Ei, meu irmão, você está entendendo o projeto de Deus para a vida do povo? Stai capendo il progetto di Dio per la vita del popolo? Ao projeto de Deus para a vida de Jacó? Ha un progetto di Dio per la vita di Giacobbe? O projeto de Deus para nossas vidas aqui Un nessa noite? progetto per le nostre vite questa sera? Muitas vezes não vai ser como nós queremos, Molte volte non sarà come noi vogliamo, mas vai ser justamente como nós ma precisamos, sarà giustamente come noi abbiamo bisogno, como Deus precisa. come Dio ha bisogno. Nós não estamos aqui simplesmente para vir a um culto social. Noi non siamo qua semplicemente per venire a un culto sociale. Não, nós viemos aqui para adorar a Deus. Siamo venuti qua per adorare Dio. Eu não preciso de glória. Io non ho bisogno di gloria. Você não precisa de glória. Tu non hai bisogno di gloria. Mas Deus precisa de Ma ser Dio ha bisogno adorado. di essere adorato. Aleluia. Talvez em outra situação Forse in altre situazioni você não estaria aqui. tu non saresti qua. Talvez em outra situação Forse in altre situazioni você não teria saído do Brasil para vir para non cá. saresti uscito da Brasile per Você não venire teria qua. saído do seu país para vir para Non cá. saresti uscito dal tuo paese per venire qua. Mas Deus preparou algo lá no seu país. Ma Dio ha preparato Aleluia. qualcosa là nel tuo paese Para te trazer a este per lugar. portarti in questo luogo. Porque Ele precisava de Perché você. lui aveva bisogno di te. Aleluia. A obra dele precisa de você. La sua opera ha bisogno di te. Amém? Amen. Você não está aqui porque você quer.
Tu non sei qui perché tu l'hai voluto. Você está aqui porque você precisa. Tu sei qui perché hai Aleluia, bisogno. aleluia. Você pode dizer para pelo menos uma pessoa que está do teu lado: Puoi dire almeno a una persona a fianco a te. você não está aqui porque você quer. Tu non sei qui perché lo vuoi. Você está aqui porque você precisa. Tu sei qui perché hai bisogno. Aleluia. Você está aqui porque Deus precisa de você Tu sei neste qui lugar. perché Dio ha bisogno di te in questo luogo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer escrever sua história. Desculpa. Dio vuole scrivere la tua storia, Seu legado la tua eredità vai ajudar a muitos. aiuterà molti. Você está entendendo? Tá Aleluia. entendendo? A tua história vai ajudar a muitos. La tua storia aiuterà molti. Aleluia. A sua caminhada vai ajudar a La muitos. tua camminata aiuterà molti. Aquilo que você deixar aqui vai ajudar a muitos. Ciò che tu lascerai qua aiuterà molti. É por isso que você está passando por onde você está È passando. per questo che stai passando, per ciò che stai passando. Aleluia. É por isso que você tem enfrentado lutas, È per questo che hai affrontato combattimenti, tem enfrentado dificuldades. difficoltà. É porque você está construindo um legado. È perché stai costruendo un'eredità. Amém? Amen. Alguém olhou e disse: improvável. Qualcuno ha guardato e ha detto improbabile, Mas Deus disse: é meu escolhido. ma Dio ha detto è il mio prescelto. Aleluia, aleluia. Alguém olhou e disse: é improvável. Qualcuno ha guardato e ha detto è Aleluia. improbabile, Mas Deus disse: é meu escolhido. ma Dio ha detto è il mio prescelto. Aleluia. É assim que Deus faz. È così che Dio fa. Deus pega aquele que é improvável para a sociedade Dio prende quello che è improbabile per la e società coloca ele assentado entre os e príncipes. fa sedere in mezzo ai principi. Aleluia. Dá uma olhadinha que está do teu lado aí. Dai un'occhiata che è vicino a te. Tem um príncipe, uma princesa do teu C'è lado. un principe e una principessa. Aleluia, 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 aleluia. Foi Deus que colocou aqui. È Dio che l'ha messo Aleluia, aleluia. Foi Deus que colocou aqui. È Dio che l'ha messo qui. Alguém um dia disse: não tem solução para ele. Qualcuno ha detto una volta, non c'è soluzione per lui. Não tem futuro para Non ele. c'è futuro per lui. Aleluia, mas Deus disse: é meu escolhido. Ma Dio ha detto è il mio prescelto. Aleluia, é minha È escolhida. la mia prescelta. Para a glória do nome de Jesus. Per la gloria del nome di Gesù. Aleluia. Ver hoje pastor Henrico ministrar aqui. Vedere oggi il pastore Enrico ministrare qua, Há 10 anos atrás seria improvável. 10 anni fa era improbabile. Aleluia. Mas Deus disse: é meu escolhido. Ma Dio ha detto, è il mio Aleluia. prescelto. Está aqui, pastor da igreja. È qui, pastore della Aleluia. chiesa. Aleluia. Amém. Amen. É assim que Deus faz. È così che Dio fa. Aleluia. Eu não conheço a história de muitos aqui. Eu não conheço a história de vocês. Io non conosco la storia di molti qua, Aleluia. Mas Deus conhece. ma Dio conosce. Aleluia. O seu particular. Il tuo particolare. Aleluia. Quantas vezes alguém apontou o dedo para você? Quante volte qualcuno ha puntato il dito verso di te? Aleluia. Até mesmo chamou você de louco, de doido. Ha anche chiamato di pazzo. Aleluia. Mas ei, recebe essa palavra nessa manhã. Ma nessa ricevi noite. questa parola questa sera. Aleluia. Deus está dizendo: você é meu escolhido. Dio sta dicendo, Aleluia. tu sei il mio Você é minha prescelto. escolhida. Sei la mia Aleluia, prescelta. aleluia, aleluia. Não importa o que a sociedade diz. Non importa ciò che la società dice, É o que Deus è diz. ciò che Dio dice. Alguém desprezou, Qualcuno ha disprezzato, mas Deus amou. ma Dio ha amato. Aleluia. Entenda. Capisci? Sempre Deus tem um propósito naquilo que você precisa. Sempre Dio ha un proposito in quello in cui hai bisogno. Aleluia. Sempre Deus vai ter um propósito naquilo que você precisa. Sempre Dio avrà un proposito in quello di cui hai bisogno. Aleluia. Ei, meu irmão, Deus quando olha do céu Dio quando guarda dal cielo e faz uma promessa para Abraão, e fa una promessa ad Abramo, ele já sabia que Jacó ia fazer tudo o que fez. lui già sapeva che Giacobbe avrebbe fatto Aleluia. tutto ciò che ha fatto. Aleluia. Por isso ele criou um projeto. Per questo ha creato un Aleluia. progetto. Ele tinha um projeto. Lui aveva un Aleluia. progetto. Ele tinha um projeto. Lui aveva un progetto. Aleluia. Ele tinha um propósito. Aveva un proposito. Aleluia. Porque uma promessa Perché una promessa que ele faz, che lui fa, ele cumpre. lui compie. Aleluia. Deus falou para Abraão: sai da tua terra, Dio ha detto ad Abramo, esci dalla tua casa, sai da tua parentela, dalla tua parentela, vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. vai nel luogo che ti mostrerò E lá eu vou te fazer uma grande nação. e là farò di te una grande nazione.
Mas quando Abraão começa a sua caminhada, Ma quando Abramo comincia la sua camminata, a sua mulher é estéril, sua moglie è sterile, já avançada em idade. già in età avanzata, Ele também avançado em idade. anche lui in età avanzata. Aleluia. E quando o anjo aparece e diz para Sara que ela vai ser mãe, E quando un angelo appare e dice a Sara che sarà mamma, ela começa a rir. lei si mette a ridere. Como pode? Come può accadere? Uma mulher velha como eu, Una donna anziana come aleluia, me, já avançada em idade, già in età avanzata, e estéril ainda, e sterile, ser mãe, essere madre, aleluia. Ei, Deus tem propósito. Dio ha un proposito. Aleluia. Se Ele tem propósito, irmão, Ele vai fazer com que as pessoas, E se lui c'ha un proposito, lui farà in modo che le persone olhe e diz improvável, improbabili, e Ele diz é meu escolhido. E dice, "É mio Aleluia. prescelto." Aleluia. Eu tenho propósito. io ho un proposito. Aleluia. E quando Sara fica grávida, E quando Sara rimane incinta, nasce o filho nasce il figlio e põe o nome daquele filho de Isaac. e mette il nome di Isacco. Deus faz uma promessa para Abraão que agora transfere-se para Isaac. Dio fa una promessa ad Abramo che si trasferisce a Isacco. E quando Isaac fica velho, E quando Isacco diventa vecchio, a Bíblia vai nos dizer que os seus filhos se aparecem para receber a bênção. la Bibbia ci dice che i suoi figli appaiono per ricevere la benedizione. E a bênção seria para Esaú. E la benedizione era per Esaù, Mas quem se apresenta é ma Jacó. chi si presenta è Giacobbe. Coloca pelo sobre os seus braços, porque Me- Esaú era peludo. Mette i peli sulle sue braccia perché Esaù era peloso. Muda um pouco a sua voz. Cambia il tono della sua voce. Aleluia. Se apresenta para Isaac, já cego. Si presenta da Isacco che era già cieco, Mas ele recebe a bênção. ma lui riceve la benedizione. A bênção que estava sobre La Abraão benedizione che era su Abramo veio para Isaac. è andata a Isacco E agora é transferida para e Jacó. adesso è trasferita a Aleluia. Giacobbe. Ei, e chegou até a minha e a tua vida. Ed è arrivato fino alla mia e alla tua vita. Amém. Amen. Aleluia. Muitas vezes não vai ser pelo caminho que nós traçamos. Molte volte non sarà nel percorso che noi facciamo. Quantas vezes fazemos plano, né? Principalmente nós brasileiros. Quante volte noi facciamo un piano? Lá no Brasil fazemos um projeto. Molte volte facciamo un progetto là in Vou Brasile. para a progetto. Europa. Vado in Europa, Vou para a Itália. vado in Italia, Vou ser um cidadão italiano. sarò un cittadino italiano. Aí quando chega lá em Portugal, onde vai entrar, E quando arriva in Portogallo da dove entrerà, olha lá guarda là o passaporte il passaporto e manda de volta. e ritorna indietro. Muitos desistem, Molti rinunciano, mas tem gente que vai a primeira, ma alcuni vanno al primo colpo, a segunda, a seconda, a terceira, a terza, a quarta. a quarta. Mas ele vem. Ma lui viene. Amém? Amen. Tem promessa de Deus. C'è una promessa di Dio. As coisas não vai ser fácil. Le cose non saranno facili. E quantas vezes chegamos aqui, E quante volte Na arriviamo Europa- qui in Europa no geral, né, em todos generale. os países da Europa, com dificuldade. con difficoltà. Quem está mais ao norte, a partir de Portugal, Chi è più a nord a partire da Portogallo? tem a primeira dificuldade, a língua, o idioma. La prima difficoltà è la lingua. Né? Chega lá, às vezes, com promessas de amigos. Arriva là con promesse di amici. Quando ele chega lá, o amigo fala, meu amigo, aqui você vai ter que se virar. Quando arrivi là ti dice, amico, devi arrangiarti. Tem que trabalhar. Devi lavorare. Mas você não disse que ia me arrumar um serviço? Ma tu non hai detto che mi avresti dato un lavoro? Mas está difícil para mim também. Ma è difficile anche per me. Ei, meu irmão, mas as coisas não vai ser fácil. Fratello, le cose non Mas se saranno tem facili. promessa, Ma se c'è una promessa. aleluia. Se tem promessa, Se ci sono aleluia. promesse. Diga assim: eis-me aqui, Diga, aleluia, eccomi qua. aleluia. Eu tô aqui, Io sono aleluia. Porque se tem promessa de Deus, Perché se ci Deus sono promesse cumpre. di Dio, Dio compie. Eu vi uma reportagem esses dias de um rapaz que foi para os Estados Unidos Ho visto un reportage in questi giorni di un ragazzo che è andato in America. e ele foi a primeira vez È andato la prima volta. e após um mês querendo entrar, Dopo un mese che cercava di entrare, è foi deportado. stato deportato. Foi a segunda vez. Ha fatto la seconda volta. Na segunda volta foi preso. La seconda volta è stato messo in prigione. Ficou 11 dias 11 giorni. È e foi deportado. stato deportato. Aí foi pela terceira vez. È andato per la terza volta. E a dívida aumentando. E i debiti aumentavano, Gastando tudo que tinha. spendendo tutti i soldi che aveva. Mas ele tinha um sonho. Ma aveva un sogno, Entrar na América. entrare in America. E ele vai pela terceira E vez. va la terza volta. E quando ele chega na terceira vez, E quando arriva là per la terza volta, ele foi preso novamente.
Sono messo in prigione un'altra volta. e ficou 3 meses preso È rimasto 3 mesi in prigione. em uma sala In una sala pequena piccola com monte de brasileiros. con tantissimi brasiliani. E ele disse no testemunho dele E lui racconta nella sua que testimonianza ele ficou mais de mês. è rimasto alcuni mesi. Ele e os amigos dele que estavam lá, Lui e alcuni amici suoi che erano sem là tomar banho. senza farsi la doccia. Imagine. Immagina. Né? Ele disse que estava cheirando homem, fedendo homem. Diceva puzzava di uomini. Mas ele foi deportado novamente. È stato deportato un'altra volta E ele disse assim: nunca mais eu vou. e ha detto mai più andrò. Eu encerro meu sonho por aqui. Chiudo il mio sogno qui. Mas quem tem sonho real Ma chi ha sogni reali não desiste fácil. non rinuncia facilmente. E ele foi E lui è andato pela 4ª vez. per la quarta volta. Aleluia. E quando ele vai na 4ª vez, E quando lui va la quarta volta ele demora 90 dias ci mette 90 giorni para fazer o percurso dentro do México. per fare il percorso del Messico. Mas ele conseguiu entrar Ma è riuscito ad entrare. e está morando na América hoje. Sta vivendo in America oggi. Ei, meu irmão, não desista do teu sonho. Non rinunciare al tuo Aleluia. sogno. Não pare na caminhada. Non fermarti nel cammino. Se Deus tem promessa para a tua vida, Se Dio ha promesse per la tua vita, vai ser difícil, sarà difficile, mas vai acontecer. ma accadranno. Aleluia. Não fique se desgastando por aquilo que você quer, Non consumarti per ciò che vuoi, mas se desgaste ma consumati pelo projeto de Deus na tua vida. per il progetto di Dio per la tua vita. Aleluia. O hino foi cantado aqui, o louvor foi, a adoração foi feita aqui. La canzone è stata cantata qui. Darei a minha vida por ti. Darò la mia vita a te. Será que somos realmente capazes? Sarà che siamo veramente capaci? Aleluia. Aleluia. Muitas das vezes nós brigamos, nos desgastamos por aquilo que nós queremos. Molte volte noi litighiamo e ci consumiamo per ciò che vogliamo. No Brasil tem algumas particularidades nas igrejas. In Brasile ci sono alcune cose particolari nelle chiese. Não sei se aqui tem. Non so se qui ci sono. Lá tem. Là ci sono. Pessoas se desgastam Persone che si consumano por cargo na igreja, per incarichi nella chiesa, por posição na igreja. per posizione nella chiesa. E muitas vezes, muitas vidas precisando de ouvir falar de E Jesus. molte volte persone che hanno bisogno di ascoltare di Gesù E ficam brigando por causa de cargo. e litigano a causa di incarichi. E muitas das vezes, irmãos, pessoas estão indo para o inferno E molte volte persone vanno all'inferno porque não passamos um minuto perché non passiamo un minuto para falar de Jesus para alguém. per parlare di Gesù a qualcuno. Lá no nosso trabalho, Là nel nostro lavoro, na empresa, azienda, aleluia, na caminhada do dia a dia. nella camminata del giorno. Não falamos para as pessoas que Jesus é a vida, tem vida eterna, Non parliamo che Gesù è la vita eterna, tem nova vida, ha nuova vita, pode salvar a vida daquela pessoa e levá-la para o céu, che può salvare quella persona, portarla in cielo, trazer alegria, portare la gioia. aleluia. Quantas vezes nos desgastamos por poucas coisas Molte volte ci consumiamo per poche cose e não nos desgastamos pela obra de Deus. e non ci consumiamo per l'opera. di Mas Dio. Deus está dizendo para nós nessa noite, Ma Dio ci dice questa sera, o projeto que Ele tem para a nossa vida, il progetto che ha per le nostre vite, muitas vezes molte volte vai ser uma caminhada longa, sarà una camminata lunga, mas vai valer a pena. ma varrà la pena. Amém? Amen. Aleluia. Raquel, ela tem algo para nos deixar, Rachele ha qualcosa da lasciarci, porque Jacó vai trabalhar por Raquel, perché Giacobbe lavorerà per Rachele 14 anos, 14 anni, porque quando ele casa com Raquel, nos 7 anos de trabalho, perché quando si sposa con Rachele dopo 7 anni di e lavoro quando levanta de manhã está ali Leia, e quando si alza e lì c'è Lea, Labão faz uma proposta para ele: Laban non gli fa una proposta, olha, você precisa guarda, hai bisogno trabalhar mais 7 anos, lavorare altri 7 anni e eu vou dar para você e ti darò Raquel como esposa. Rachele come moglie. Ei, meu irmão, aquilo que você quer vai vir, Fratello, ciò che tu vuoi arriverà, aleluia, mas primeiro vai vir o que precisa. ma prima arriverà ciò che hai bisogno. Raquel tem uma participação importante na vida do povo de Israel. Rachele ha una partecipazione importante nella vita del popolo di Israele. Raquel é mãe de José. Rachele è madre di Giuseppe. José, conhecido como José do Egito, Giuseppe è conosciuto come Giuseppe d'Egitto, o homem que trabalhou 7 anos l'uomo che ha lavorato 7 anni dentro do Egito,
dentro l'Egitto para cuidar de 7 anos de fome que per viria. prendersi cura di 7 anni di carestia che arriveranno. Ei, meu irmão, Deus vai trabalhar em cima do seu projeto, do teu sonho. Dio lavorerà sopra il tuo progetto, il tuo sogno. Mas priorize Ma dai valore aquilo que Deus precisa para a tua obra. a ciò che Dio ha per la tua vita, per la tua opera, A sua obra. per la sua opera. Aleluia. Priorize, irmãos, estar na igreja louvando a Deus. Dai primizia a essere in chiesa a lodare Dio. Priorize a servir a Deus. Priorità a servire Dio. Priorize dedicar a sua vida a Cristo. Priorità a dare la tua vita a Cristo. As outras coisas vão vir, vão acontecer. Le altre cose verranno, accadranno. Quando nós colocamos em primeiro lugar Quando noi mettiamo al primo posto a Cristo. Cristo. Amém? Amen. Aleluia. Esta noite, Questa sera eu quero deixar essa mensagem de reflexão para a tua vida. voglio lasciare questo messaggio di riflessione per la tua vita. Qual é o objetivo que você tem colocado como prioridade na sua vida? Qual è l'obiettivo che tu hai messo come priorità nella tua vita? É aquilo que você quer È ciò che tu vuoi ou é aquilo que você precisa? o è ciò di cui hai bisogno? O que é que tem gastado o seu tempo? Cos'è che ha consumato il tuo tempo? O que é que você tem perdido muitas vezes até mesmo a amizade de alguém, Cos'è che a volte ti ha fatto perdere anche l'amicizia di qualcuno lutando por aquilo que você quer? combattendo per quello che vuoi? Porque quando você começar a trabalhar por aquilo que você precisa, Perché quando tu comincerai a lavorare per ciò di cui hai bisogno, pela bênção que você realmente per precisa, la benedizione che realmente hai bisogno, tudo vai acontecer tutto accadrà para a glória de Deus. per la gloria di Dio. Deus não vai te deixar envergonhado. Dio non ti lascerà invergognato. Deus não vai te deixar envergonhada, Dio non ti lascerà invergognata, porque a promessa dele vai cumprir na tua vida. perché la sua promessa si compirà nella tua vita. Mas nessa noite eu quero te convidar Ma in questa sera voglio invitarti a fazer uma oração. a fare una preghiera. E nessa oração falar com Deus In questa preghiera parlare con Dio e dizer para ele: Senhor, e dire: Signore, cumpra na minha vida compi nella mia vita aquilo que realmente eu preciso. quello che realmente ho bisogno. Aleluia. Amém, irmãos? Amen. Você pode ficar em pé? Puoi alzarti in piedi? Eu quero orar pela tua vida nessa noite. Voglio pregare per la tua vita questa sera. Aleluia. Eu não sei o que é que você tem passado. Non so ciò per cui sei passato. Eu não sei qual é a luta que você tem enfrentado. So qual è il combattimento che hai affrontato. Eu não sei qual que foi a última notícia que você recebeu, Non so qual è stata l'ultima notizia che hai ricevuto, que tirou a sua paz, che ha tolto la tua pace, que tirou o seu sono. che ha tolto il tuo sonno. Eu não sei o que durante a tua caminhada Non so ciò che nella tua camminata fez você desistir dos teus ti planos, ha fatto rinunciare ai tuoi piani, fez você desistir dos teus ti sonhos. ha fatto rinunciare ai tuoi sogni. Mas nessa noite, Ma questa sera, as promessas que Deus tem para a tua vida, le promesse che Dio ha per la tua Ele vita, vai renovar aqui. Lui le rinnoverà. Aleluia. Você vai sair daqui entendendo, aleluia, Tu uscirai di qua capendo que tem promessa de Deus sobre a tua che vida. ci sono promesse di Dio per la tua Aleluia. vita. A promessa que estava sobre a vida de Jacó La promessa che era nella vita di Giacobbe ainda continua sobre a sua vida. ancora continua nella tua vita. Eu estou contigo. Io sono con te, Vou te guardar. ti proteggerò. Aonde você for, Ovunque tu andrai, farei você tornar a essa ti terra. ricondurrò in questo paese. Não te deixarei Non ti abbandonerò até que tenha cumprido prima di aver fatto tudo que eu tenho falado. quello che ti ho detto. Aleluia, aleluia. Em nenhuma palavra que o Senhor falou a teu respeito vai cair por Nessuna terra. parola che Dio ha detto verso di te cadrà per terra. Aleluia, vai se cumprir Se para a cumprirá. glória do nome Per dele. la gloria del suo nome. Entenda, Capisci? não se cumpre Non si compie para a glória nossa. per la nostra gloria, Aleluia. Mas se cumpre ma si compie para que o nome do Senhor affinché il nome del Signore seja glorificado. sia glorificato. Aleluia. Deus foi glorificado na vida de Leia. Dio è stato glorificato nella vita di Lea, Aleluia. Porque dela veio gerações. perché da lei è venuta una generazione. Aleluia. Por causa dela veio Judá. Per causa sua è arrivato Giuda, Por causa dela veio Levi. a causa sua è venuto Levi. Aleluia. Eu não sei qual é o projeto que Deus tem para o teu futuro, Non so qual è il progetto che Dio ha per il tuo futuro, mas eu creio que são coisas ma boas. credo che sono cose Aleluia. buone. Quando Jacó volta para a sua terra, Quando Giacobbe torna alla sua terra, aleluia,
tudo já estava preparado. Tutto era già preparato. Aleluia. O seu pai já havia morrido, Suo papà era già morto, mas as promessas de Deus ainda estavam de pé. ma la promessa di Dio ancora era Aleluia. in piedi. E todas elas se cumpriram E tutte si compirono para a glória de Deus. per la gloria di Dio. Um homem que era chamado de Jacó, Un uomo che era chiamato di aleluia, Giacobbe, encontra no meio da caminhada de volta e mentre tornava indietro com um anjo. con un Aleluia, aleluia. E a Bíblia diz que ele luta com o anjo. angelo, dice che la Bibbia dice che lui combatte con Aleluia. l'angelo. E ele disse assim: olha, eu quero a minha bênção. Lui dice all'angelo, io voglio la mia benedizione. Aleluia. Essa é a noite de você lutar com o anjo. Questa è la tua sera per Aleluia. combattere con l'angelo. E dizer: eu só saio daqui com a minha bênção. E dire io esco di qua Aleluia. solo con la mia benedizione. Aleluia. Eu só saio daqui com a minha Esco di vitória. qua solo con la mia vittoria. Aleluia. Jacó saiu daquele lugar Giacobbe è uscito da quel com luogo uma bênção. con una benedizione. Aleluia. Porque o anjo disse para ele: a partir de Perché hoje l'angelo gli ha detto da partire da oggi não se chamará mais non Jacó. ti chiamerai più Giacobbe, Aleluia. Mas o seu nome será ma il tuo nome sarà Israel. Israele. Aleluia. Ei, meu irmão, tem promessa de Deus para a tua vida. sono promesse di Dio per la tua Aleluia. vita. É noite de você falar com Deus. É na sera di parlare Aleluia. con Dio. Senhor, eu quero a minha bênção. Signore, io voglio la mia Aleluia. Eu benedizione. preciso da minha Ho bênção. bisogno della mia Eu só benedizione. vou sair daqui com a minha vitória. Io uscirò di qua solo con la mia Aleluia. vittoria. O Senhor sabe da minha casa. Esco dalla mia casa. Aleluia. O Senhor sabe o que eu necessito. Tu sai, Aleluia. tu sai ciò di cui hai bisogno. É noite de bênção para a tua vida. È notte di benedizione per la Aleluia. tua vita. Você pode orar aí no lugar onde você está. Tu puoi pregare nel luogo dove sei. Vou dar 1 minuto para você orar. Ti darò un minuto per Aleluia. pregare. Eu não sei qual é a sua oração. Non so quale sarà Aleluia. la tua preghiera. Aleluia. Você vai falar com Deus. Ele está aqui. Tu parlerai Aleluia. con Dio, Lui è Aleluia. qua. Você vai apresentar o seu pedido a Deus. Tu presenterai la tua Aleluia. richiesta a Dio. Aleluia. Porque Ele está falando contigo Perché aqui. Lui sta parlando con te. qui. Aleluia. 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 Pai Santo. Aleluia. 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 Fale com Ele. Aleluia. Parla con Lui. Apresenta a tua causa para Ele. Apresenta-lhe a Aleluia. tua causa. Aleluia. Ei, Ele não esqueceu da promessa. Lui non ha dimenticato la promessa. A promessa dele continua de pé. La sua promessa è ancora in piedi. Oh, aleluia. Sim, me anda laias. Sim, me canta laias. Aleluia. Deus, aqui tem vida, Senhor. Aleluia. Dio, qua ci sono delle vite. Que vieram aqui neste lugar para ouvir a tua Che voz. sono venuti in questo luogo per udire la tua voce. Para serem renovados, Per ó essere Pai. rinnovati Aleluia, na tua presença. nella tua presenza. Pai, eu creio, Senhor, que o Senhor está renovando promessas aqui nesta noite. Signore, io credo che tu stai rinnovando Alleluia. promesse qui questa sera. Aquilo que o homem disse que não tem jeito. Ciò che l'uomo ha detto che non c'è metodo. Aleluia, a última palavra é tua, L'ultima Senhor. parola è tua, Aleluia. Aquilo, Senhor, que muitas vezes, Senhor, o teu filho tem recebido como não. Quello che molte volte i tuoi figli hanno ricevuto come no. A última palavra é L'ultima tua. parola è tua. Aleluia. O juiz já deu a sentença, Senhor. Il giudice ha già dato la Aleluia. sentenza, Mas a última palavra é ma tua. l'ultima parola è tua. Aleluia. Eu creio, Senhor, aleluia, que o Senhor está renovando promessas. Io credo, Signore, che tu stai rinnovando promesse. Vidas aqui serão renovadas nesta noite através das promessas. Vite saranno rinnovate qui questa sera attraverso le Aleluia. promesse. Pessoas vão sair daqui, Senhor. Aleluia, certos, aleluia, de que o Senhor falou com ele nesta noite. Le persone possono uscire qua sicure che tu hai parlato con loro. Aleluia, Pai, aleluia. Que nós venhamos nos desgastar pela tua obra. Veniamo a Aleluia. consumarci per la tua opera. Que nós venhamos nos desgastar, Senhor, Veniamo a consumarci por aquilo que precisamos per le cose di cui abbiamo e bisogno não por aquilo que nós e queremos. non per ciò che Aleluia. vogliamo. Pai, nos usa nessa terra Signore, usaci in questa terra para a glória do teu nome. per la gloria del tuo nome. Amém Amen e amém. e amen. Aleluia. Que Deus os abençoe. Aleluia, Jesus.
è Cristo, per Cristo che io sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria, Signore dei miei giorni, è Cristo, per Cristo che io sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria. Tu puoi dichiarare questo: è Cristo, è per Cristo, è Cristo, per Cristo che io sto spendendo. Signore dei miei giorni, è Cristo, per Cristo che io sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria. Dichiara: sto preparando un cammino. Sto preparando un cammino, raddrizzando le mie vie, e sempre più diminuendo, perché importa che lui cresca. In lui il mio piacere sta, non sono degno di slacciare i calzari suoi. In lui la mia vita sta, e io cammino con la certezza che Gesù verrà. Per Cristo che io sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria, Signore dei miei giorni, è Cristo, perdendo tutto per amore con allegria. Dichiara: egli verrà, egli verrà, lui è sovrano in potenza, egli verrà, al dominio di ogni cosa, Cristo verrà, portando la sua ricompensa, egli verrà. Al dominio di ogni cosa, Cristo verrà, portando la sua libertà, egli verrà. Cristo verrà, portando la sua ricompensa. È Cristo, è Cristo, perdendo tutto per amore con allegria, Signore dei miei giorni, è Cristo, per Cristo che io sto spendendo
sentire solo le voci, è Cristo. È Cristo. Per Cristo. Perdendo tutto per amore con allegria. È Cristo, per Cristo che io sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria, Signore dei miei giorni. Amen. Siete stati benedetti questa sera dal nostro Signore. Amen. Questa era la benedizione di cui voi avevate bisogno, che Dio sapeva di cui voi avevate bisogno. Questa è la benedizione che Lui ha preparato per voi questa sera. Possiamo fare un grande applauso al nostro Signore. Stiamo per terminare. Prima di terminare però devo chiedervi scusa, no? Perché prima ho raccontato di quel video di Paul Washer, no? Che ha parlato di questi cristiani che si sentono grandi cristiani, che spendono la loro vita per Dio perché hanno delle magliette gospel con cui vanno in giro. No, ho detto questa cosa senza accorgermi che il pastor Moisés ha una maglietta gospel addosso. Me ne sono accorto quando è salito sul pulpito. Ma figuraccia. Ma non si può dire che il pastor Moisés non spenda la sua vita per Dio. Sta passando qua in Europa questo periodo. Lui non è un pastore itinerante, come si dice, non è pastore a tempo integrale, lui lavora e ha preso dei giorni di ferie in tutto questo periodo per visitare tutte le congregazioni, tutte le opere missionarie della Chiesa di Campogrande in Portogallo, Spagna, Italia, in tutte le nazioni in Europa in cui si trovano queste chiese. Il tempo che sta passando qua è un tempo che ha delle spese per mangiare, spese di affitto, di B&B, dei posti in cui sta, e sono spese che lui sta pagando per se stesso. E io vorrei invitare la Chiesa questa sera, no, a fargli vedere quello che noi predichiamo, che siamo uni in Cristo, fargli vedere al pastor Moisés quello che noi predichiamo in questa Chiesa. E voglio chiedervi se avete in cuore di fare una piccola offerta per il pastore. Possiamo portare qua la cassetta, vogliamo raccogliere quello che avete in cuore, che sia un euro gli permetterà di non pagare il caffè di tasca sua domani. Sarà stato benedetto dalla Chiesa. Se sono 5 euro si potrà prendere anche un kebab. Se sono 10 potrà mangiare al McDonald's. Se sono 20 potrà mangiare al sushi un giorno in più. Lui da qua tornerà in Portogallo, poi non so in che altre nazioni andrà, ma ha ancora del tempo da passare qua. E come Chiesa, se possiamo venire incontro a queste sue necessità, sono sicuro che Dio ricompenserà ognuno di noi, ma soprattutto che stiamo facendo un'opera gradita a Dio. Amen. Quindi in questo momento, finché la lode canterà ancora 2 minuti, se hai in cuore di portare un'offerta, dopo la consegneremo al pastore. Amen. Tutto per amore con allegria, Signore dei miei giorni. È Cristo, per Cristo che io sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria, Signore dei miei giorni. È Cristo, per Cristo che io sto spendendo la
mia vita, perdendo tutto per amore con allegria, Signore dei miei giorni. È Cristo, per Cristo che io sto spendendo la mia vita, perdendo tutto per amore con allegria, Signore dei miei giorni. Amen. Oggi sono stati con noi alcuni fratelli, ci sono Angela e Ronaldo, amici di Rosy, penso di dietro, giusto? Sì, lì Angela e Ronaldo, e c'è anche Teresa che è venuta con Lisa e Marco. Cosa può dire la Chiesa a tutti loro? Siete benvenuti nel nome di Gesù. Se qualcuno lì vicino può dargli un abbraccio, farli sentire parte di questo uno in Cristo. E il nostro desiderio per ognuno di voi è che possiate tornare a casa con un po' di questa benedizione che è stata sulla Chiesa questa sera. Amen. Prima di terminare faremo anche i festeggiamenti dei compleanni. Il pastore Moisés ha chiesto una preghiera speciale per il pastore Dionisio, che è il pastore presidente della chiesa là a Campogrande, che sta soffrendo alcuni problemi di salute. Possiamo pregare come chiesa per lui alla fine di questo culto, non dimenticatevi, pregheremo per lui. Chiamo le persone che hanno compiuto gli anni in quest'ultima settimana. Chi? No? Ariel. Qualcun altro ha compiuto gli anni nell'ultima settimana? Almir. Maimuna. Amen. Allora stendiamo le nostre mani verso di loro per benedire la loro vita, il loro nuovo anno che Dio ha messo davanti a loro. Padre, nel nome di Gesù noi ti preghiamo questa sera per la vita dei nostri fratelli, sorelle, di Aumir, di Nicole, di Ariel, di Maimuna, di Nawan, Signore, per questo nuovo anno che tu hai messo davanti a loro, che tu possa riempire questo loro anno con le migliori benedizioni di cui hanno bisogno, Signore, con la tua pace, con il tuo amore, con la tua gioia, l'allegria, la salute, la prosperità che vengono da te e soprattutto con la tua presenza costante in ogni loro giorno. Per questo noi ti preghiamo e ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri a voi. Parabéns pra vocês nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Amen. Preghiamo insieme. Signore Gesù, ti ringraziamo per questa serata, ti ringraziamo per questo adorarti, un adorarti di trasformazione delle nostre vite, dell'intendimento delle promesse che tu hai per ognuno di noi. Ti preghiamo, Signore, che possiamo ritornare a casa convinti, Signore, che tu sarai con noi in ogni giorno della nostra vita e che la tua mano ci proteggerà in ogni momento. Ti chiediamo con questa preghiera anche di proteggere il pastore Dionisio, di restituirgli la salute, Signore, che tu possa compiere queste promesse anche nella sua vita. Per questo noi come Chiesa unita ti preghiamo questa sera e ti chiediamo, Padre, che l'amore di Dio Padre, che la grazia di Gesù Cristo e che la comunione con lo Spirito Santo di Dio siano con tutti quanti noi e come uno in Cristo possiamo dire Amen.
Dio.